God Save the Wine, siamo a Roma, sotto al quartiere Testaccio, un bellissimo posto, Tiziano, dove insomma i vini di Andrea dovrebbero trovarsi a casa e siamo a celebrare maggio del vino, la rinascita dopo un lungo inverno che non è ancora finito, ma ci proviamo. Il vino vostro che incarna più questa rinascita della vita? Il nostro rosato. Ecco, il rosato è una tipologia che sta andando molto di moda. Il vostro in particolare come nasce? Ha questo colore abbastanza particolare. Sì, allora, noi facciamo una raccolta anticipata delle uve che vanno a costituire questo vino, che sono Pinot Nero, Sangiovese e Merlot. Facciamo una pressatura sofficissima, quindi un paio d'ore, e poi una fermentazione a temperatura controllata per mantenere intatta la parte aromatica e soprattutto la parte minerale, che è uno dei nostri cavalli di battaglia per l'altitudine, soprattutto per i nostri terreni. Quindi per noi questo rosato rispecchia benissimo questo periodo dell'anno, quindi molto fresco, molto piacevole, che può essere abbinato con tantissimi piatti. In effetti è un vino che chiude veramente sapido, gessoso, salino, e però ha una bella frutta, una bella sensazione. Effettivamente, pensando alle colline alte in vista montagna che avete, è un vino che richiama da una parte l'uso che se ne farà al mare, che però porta una ventata di freschezza sulla costa, diciamo così. E invece, visto che siamo a Roma e noi insomma giriamo per i ristoranti e ci piace la cucina romana, troviamo invece un altro vino tuo e un abbinamento con la cucina romana. Si parlava delle Cornie Bianco, quindi un altro bianco costituito da Sauvignon, Trebbiano Spoletino e Viognier. Come abbinamento pensavamo a un cacio e pepe, che è uno dei piatti forse più importanti della cucina. Cos'è che ti piace della cacio e pepe? Che è un piatto fatto di poco ma che trascina così. Probabilmente la semplicità di questo piatto e soprattutto la, come ti posso dire, pienezza che trovi negli ingredienti, quindi Un po' richiama anche questo vino, insomma, Trebbiano, Sauvignon uniti insieme. io lo abbinerei soprattutto perché ha acidità e quindi è in grado di supportare, penso, un piatto che ha comunque un'intensità, grassezza e tutto, capito? E poi direi anche soprattutto il lato piccante. Questo c'ha questa nota di pepe bianco, di note un po' esotiche, un po' balsamiche, secondo me effettivamente in questo piatto potrebbe essere divertente. Penso che andrò a provarlo. Perfetto.